Leonardo Di Carlo, il periodo chiaramente ci obbliga a parlare di panettone, di pandoro, di lievitati, perché siamo ormai in prossimità del Natale. Per far scuola un lievito madre ci deve essere all'interno il cuore. Gli ho detto anche a Michela, ho detto Michela, sai, mi sono innamorato di un'altra persona. Lei mi fa, ma di chi? Il lievito madre, perché alla fine lo devi conoscere, lo devi coltivare e soprattutto devi capirlo. Ecco, un risultato fantastico è il classico tradizionalissimo panettone, come lo vediamo qua. Senti, brevemente, quando ti accingi a fare un panettone, che fai? Ma allora è un po' complessa la storia perché innanzitutto dobbiamo rinfrescare il lievito, perciò dargli i vari rinfreschi che lui ha bisogno. Noi normalmente utilizziamo fino a 2 o 3 rinfreschi, dipende da come sta il lievito, perché è sempre lui che comanda. Per dirvi, noi siamo qui da stamattina alle 4 meno 10. Poi, una volta che abbiamo rinfrescato il lievito, facciamo il primo impasto e sono già passate dal primo rinfresco al secondo al terzo, sono già passate quasi 10 ore. Il lievito poi viene impastato con l'impasto serale, perdonami. Questo impasto serale ha ancora 14 ore di lievitazione e siamo già alle nostre quasi 24 ore, proprio totali. Ma non è finita qui. Fatto questo, dobbiamo fare l'impasto finale, che è l'impasto del mattino, che normalmente un impasto viene fuori in 25-30 minuti e poi prima che viene cotto il panettone ci vogliono altre 6, 8, 10 ore, dipende un attimo da come sta il prodotto. Viene messo sempre a testa in giù, altrimenti implode perché c'è una quantità importante di grasso e si impiegano ancora altre 4-5 ore. Morale, un panettone prima di essere imbustato ha circa minimo 36-48 ore. Questo l'ho voluto fare per una persona speciale che è venuto qui col suo staff, che è il miglior chef al mondo, Mauro Colagreco del Mirasur, e l'abbiamo chiamato panettone Mirasur. Siccome all'interno c'è un marron glacé molto particolare, con metodo italiano, perciò di un candito che non è troppo dolce, e un caramello leggermente salato.